Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla quarta lezione di Radiostasia Basic. Ma prima di iniziare, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche nei diari Facebook ed eventualmente anche iscrivervi nel link qui sotto di Telegram nel gruppo di Arcieri Bertoldini, dove ogni lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico. Bene cari amici, iniziamo questa lezione breve di radiestesia col pendolino. Vedete il pendolino? Vi ricordo che l'ideale sarebbe se usate il pendolino per esseri umani di ottone, che potrebbe risultare più semplice. Poi ogni persona nel periodo della vita può usare un solo pendolino o può usarne di più a dipendenza di come si trova anche a livello vibrazionale, no? Bene cari amici, questo circuito ormai lo conoscete, il vostro Marietto Veneziano è un circuito basic, praticamente è quadrante radiostesico per la valutazione, che potete trovare gratuitamente e scaricare negli ebook che il vostro Marietto ha fatto 5 anni fa e ha messo nel sito alcapitano.altervista.org. Chiaramente sono gratuiti. Oggi vedremo praticamente come utilizzare un quadrante radiostesico, che è questo, è la scala di coscienza di Hawkins, no? Poi dipende poi come uno lo vuole pronunciare. Bene, l'importante è anche di capire un po' l'inquadratura di questi quadranti radiostesici per capire anche l'importanza. Di solito nelle varie scuole di radiestesia si spiega che bisogna sempre posizionarsi verso il nord per prendere più, come si suol dire, più dimestichezza con le vibrazioni, ma i quadranti radiostesici del vostro Marietto Veneziano hanno un pallino qui, lo vedete questo pallino, e questo pallino serve per eliminare il bisogno di cercare i punti cardinali, quindi non c'è bisogno di cercare con una bussola il punto cardinale del no. Allora, questa scala di coscienza di Hawkins, e non so bene come si pronuncia, praticamente serve per capire più o meno le persone che vibrazioni hanno. Non è una scala Bovis praticamente, ma è un'altra scala di riferimento in cui si può valutare le persone che frequentiamo, che conosciamo. È un piccolo esercizietto che il vostro Marietto Veneziano vi propone, quindi lo scaricate sempre nel sito ilcapitano.altervista.org ed è gratuito chiaramente, e quindi qui mettete il testimone. Il testimone, ve lo ripeto, può essere una fotografia, può essere un pezzettino di carta con scritto nome e cognome, oppure può essere tranquillamente un pezzettino di unghia, un capello o qualcosa di biologico della persona. Bene, mettete qui il testimone, prendete il vostro pendolino e ipotizziamo che cerchiamo ad esempio Pinco Pallino. Pinco Pallino, che tipo di coscienza ha? E vedete che ha amore. Vedete cari amici? Ad esempio, se voi volete valutare, non so, il vostro vicino di casa, se non avete una fotografia, mettete il nome e cognome e non indirizzo o email, ma il nome e cognome e data di nascita, e valutate ad esempio il vostro vicino di casa. Adesso io valuto il mio. Il mio vicino di casa ha una coscienza che è molto paurosa, vedete? Infatti sto pensando al mio vicino di casa. Vedete? Quindi voi potete con questo piccolo quadrante incominciare a valutare le persone che vi stanno vicine, ad esempio i vostri colleghi di lavoro o i vostri vicini o chiunque voi vogliate esaminare. È un esercizio molto semplice, si fa
in poco tempo e serve anche a voi per incominciare a collegarvi, a imparare a collegarvi alle scie energetiche delle persone. Bene, cari amici, questa piccola pillola vi è stata offerta dal vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che ci saranno altre pillole, prossimamente faremo anche i Bovis, cominceremo a guardare i Bovis per vedere un po' le vibrazioni degli oggetti, delle persone, delle frutte, insomma di tutto quello che ci circonda, perché tutto ha una vibrazione e in questo caso useremo Bovis. In questo caso invece abbiamo usato la scala di coscienza AWIX, no? E che ha un suo pregio che possiamo valutare in fretta le persone che ci circondano. Bene, cari amici, fatta questa piccola lezione che vi ricordo è la quarta lezione di radiostesia basic, il vostro Marietto Veneziano coglie l'occasione per invitarvi ancora a iscrivervi al canale del legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Vi ricordo anche che al mercoledì sera alle 20:30 in live Face il vostro Marietto si propone di darvi delle risposte in modo gratuito su Face ed eventualmente ultimamente in via tutto eccezionale per questa situazione il vostro Marietto vi offre anche delle risposte gratuite alle 15:30 sul canale di YouTube. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!